Relativamente alla domanda che si è posto, credo anche in tono ironico, no? Se all'interno di questa società, cioè in Italia, negli ultimi decenni, c'è stata una forma di tolleranza alla violenza nei confronti della donna, c'è stata alla grande. Noi sono solo 30 anni sono niente, che non abbiamo più il delitto d'onore. Con il delitto d'onore gli uomini erano autorizzati ad uccidere la propria moglie, la propria fidanzata, la propria figlia o la propria madre se si macchiava del delitto di disonorabilità. Di fatto autorizzati, perché quando tu dai una penalizzazione che non supera i 3 anni, quindi praticamente neanche in carcere ci vai, è chiaro che c'è una forma, una specie di lasciapassare che automaticamente, anche se non è scritto, considera l'altro essere umano di sesso femminile inferiore. Va detto che nello stesso periodo abbiamo, vorrei raccontarvi un aneddoto che quando è stata fatta la Costituzione, quello che è successo per non rendere possibile per esempio le donne magistrato, no? C'è stato uno scambio di battute in Parlamento davvero significativo, quando appunto a un certo punto la maggioranza, naturalmente il Senato, il Parlamento all'epoca ha deciso di non inserire tra le attività lavorative possibili per le donne il fatto che queste diventassero giudici. E la ragione scritta, non sto dicendo una cosa, se andate a leggervi la stesura dei verbali di questa cosa, la ragione che era stata opposta a Teresa Mattei, la nostra madre costituente, una delle nostre madri costituenti, che lottava perché tutte le professioni fossero possibili indifferentemente, la risposta che era stata data dai maschi presenti appunto in quel momento era che in realtà non era possibile proprio concedere ad una donna di diventare giudice perché durante il periodo mestruato non era in grado di intendere e di volere. Quindi voi capite, sono tutte cose scritte nei verbali della nostra Costituzione, andatevi a leggere perché sono di uno straordinario valore storico. Questo per dirvi come sia recentissima la piena coscienza della società a un'idea, come dire, che possa davvero parificare i due sessi. Non è affatto automatico, le leggi di questo paese ce l'hanno detto. Grazie. Allora adesso per la domanda chiamo il signor Marco Sguaglio. Poi invito anche i relatori a dare delle risposte brevi. Prego. Allora, buonasera, io faccio l'insegnante di scuola media. Ho questa domanda alla vicepresidente del Senato, la senatrice Valeria Fedeli. Ci parla del piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere? Lo sa che è parte integrante della legge in virtù del richiamo dell'articolo numero 5 della legge sul femminicidio? Non ho capito la domanda, ma certo che fa parte. E qual è il problema? Cioè non ho capito la domanda, perché certo che c'è. Per fortuna fa parte del piano straordinario contro la violenza di genere, per fortuna viene richiamato nel comma 16, per fortuna abbiamo fatto quel pezzo di legge a stralcio dopo aver approvato la Convenzione di Istanbul su quella parte, perché lì c'era da aumentare esattamente i reati e quindi il carcere per chi arrivava alla violenza diretta, cioè al femminicidio. Certo che lo conosco, ci ho contribuito, non ho capito il senso. Allora, passiamo alla domanda successiva, la signora Patrizia Opportuno. Prego, dica chi vuole fare la domanda, prego. Beh, allora io ritorno a fare la stessa domanda all'onorevole Fedeli, perché questo piano
di azione straordinario contro la violenza sessuale o di genere, e già qui vediamo una distinzione, vero? Sì, ecco, a questo piano rimanda l'articolo 5. Questo piano è entrato a far parte della legge cosiddetta della buona scuola. Ora lei prima, quando ha mostrato le slide, e ha detto: guardate, qui non si fa nessun riferimento alla teoria del genere, perché vedete, anche la parola genere compare una sola volta non genere. È la stessa cosa, sì. Per favore. Lo sappiamo tutti. Però deve fare una domanda. Anche la domanda è questa: ci parli del piano di azione straordinario, perché il piano di azione straordinario non sono le 10 righe che ha mostrato lei, il piano di azione straordinario sono 42 pagine, signora, lei lo sa meglio di noi, e dovrebbe sapere anche che il piano di azione straordinario è stato stilato dal Dipartimento delle Pari Opportunità. Il Dipartimento delle Pari Opportunità diciamo che è occupato da 29 associazioni LGBT, cioè le leggi nel nostro paese per l'educazione e per la scuola le fanno le associazioni LGBT. Ora, questo forse non è proprio normale, Però andiamo oltre la domanda, che per senso, ma io devo stopparla. La sua domanda l'ha fatta, va bene. Non so quanto ci metterà a darci una risposta su 42 pagine, però cerchi di essere... Sarò breve. Un conto è parlare del comma che fa riferimento a questo. Il piano straordinario è ovvio che è fatto di più pagine, perché spiega anche di tutto il coordinamento dei servizi pubblici per intervenire, coordinarsi per quando una donna va a denunciare violenza all'ospedale, passare negli uffici, case protette e così via, quindi è complesso. Invece ridico, però posso dire una cosa: invito tutti a leggere con calma tutto ciò che avete ascoltato stasera e riflettere, perché c'è una differenza tra le teorie e l'ideologia del gender con la parola genere. La parola genere viene dalla Convenzione di Istanbul e dalle convenzioni internazionali e non c'entra nulla con l'ideologia del gender, però dovrei riparlare per un'altra ora. Dico solo: teniamoci responsabilmente tutti i testi e la discussione che c'è. L'avete ascoltata bene, se no dovrei ridire tutte le cose che avete ascoltato stasera. Qual è secondo lei? Ma qual è? L'educazione di questo piano di azione straordinaria che... No, non c'entra niente, ci sono due cose diverse. Il piano straordinario contro la violenza di genere, c'era anche il pezzo che riguardava e che ha fatto il Dipartimento delle Pari Opportunità, in cui questa cosa delle associazioni, lei si riferisce all'ufficio UNAR, che è giusto questo, che è un pezzo del Dipartimento Pari Opportunità, non è tutto il Dipartimento, e comunque non solo, questa è proprio ignoranza grassa, le leggi le scrivono il Parlamento, le leggi le scrivono i legislatori, lo scrive la Puppato, lo scrive io, chi vogliate, a favore o contro. Questo no, ma lo voglio dire per rispetto a tutti quelli che in Parlamento di tutti i partiti politici hanno votato anche il riferimento che lei ha fatto. Lo dico perché le leggi le fa il Parlamento e quindi non lo fa l'ufficio dell'UNAR. Primo, no, questo per chiarezza. Secondo, Scusate, però io adesso devo fare il moderatore, quindi vi interrompo. Non può essere un dialogo, perché siamo in tanti, quindi ci deve essere una domanda, una risposta. Punto. Poi dialogate a fine, dialogate tra di voi. Mi spiace, guardi, devo fare così perché devo rispettare tutti, va bene? Grazie. Allora, adesso do la parola alla signora Elena De Rigo. Prego. lei, no,
spero di non suscitare un moto di, non so, rifiuto o fastidio, però io mi presento, sono Elena De Rigo e io faccio parte di un gruppo di genitori, di famiglie, molte delle quali anche credenti, che hanno dei figli omosessuali, ragazze lesbiche, bisessuali, anche transgender. È una cosa che succede indipendentemente dal partito politico, dall'orientamento, mi piace, non so, vegetariano o non vegetariano, destra, sinistra, nord, sud, poveri o ricchi. Anzi, ce n'è in America del Sud, in America del Nord, io ho conosciuto tanti dei paesi arabi. Puoi fare la domanda, signora? Mettere tranquilli che non parlo di cose strane, in Italia siamo milioni. Allora noi abbiamo questi figli che chiaramente non nascono già grandi. Deve fare la domanda, signora, mi spiace perché sennò le tolgo la parola. Si possono difendere. Noi mandiamo i nostri bambini a scuola, da un po' di tempo si sentono frasi ingiuriose tipo contro natura, figli delle tenebre, disagio, ecco, come se fosse qualcosa di veramente pericoloso. I nostri figli non sono pericolosi, però quando li mandiamo a scuola siamo sicuri che dopo questa campagna li mandiamo in un posto sicuro? Grazie della domanda. Ci vogliamo far rispondere? Potremmo lanciarla come una domanda nell'universo, però magari do la parola alla professoressa, prego. Allora, il rapporto tra condizione omosessuale, a me non piace parlare di omosessuali perché sembra di mettere il bollino a qualcuno, tutte le volte che si mette il bollino a qualcuno mi dà fastidio. Il rapporto tra la condizione omosessuale e l'esperienza di fede è una cosa molto complessa che richiederebbe molto più di una serata come questa. Mi limito a raccontare un aneddoto che così è veloce e mi faccio capire. Un paio d'anni fa, 3 o 4 anni fa, anzi, vengo invitato da un gruppo missionario diocesano a tenere una conferenza su fede e missione nei documenti della Chiesa a partire dal Concilio Vaticano II, un tema arrivato al punto del dialogo stavo spiegando come in questi documenti la missione sia strettamente associata al dialogo e quando dicevo dialogo dico bisogna intendere, io non avevo parlato di omosessualità, a un certo punto una signora dice sì però quando le persone omosessuali insomma certe cose che pretendono eccetera eccetera, e io ho detto guardi non mi sembra il caso adesso di affrontare la questione, però io direi che innanzitutto come cristiani, come credenti dovremmo partire da un assunto che una persona nel momento in cui esprime un desiderio di vita buona e di felicità e nella sua vita rispetto a questo desiderio si sente a disagio nei rapporti con gli altri, per prima cosa dovremmo quantomeno ascoltare e rispettare questo desiderio come una cosa dignitosa, perché una persona che vive un orientamento omosessuale desidera come ogni essere umano, questo è un dato naturale, amare ed essere amato, e dico questo dovremmo quantomeno innanzitutto ascoltarlo.